Era sicuramente una partita molto molto difficile, incontravamo una squadra che ha una profondità dentro l'area che a noi dà un po' fastidio, tant'è vero che la loro lunga ci ha fatto parecchio male, però siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro in velocità e nella seconda parte della partita a riuscire a tenere il controllo nonostante la grande pressione che ci hanno messo. Le ragazze sono state veramente straordinarie, merito loro, una bella vittoria che comunque non era scontata, anzi una squadra molto molto ben organizzata, ben fatta e sono contento della vittoria. Siamo ancora senza la lunga e chiaramente qualche rotazione in meno ce l'abbiamo e magari un pochino al quarto si è visto, volevamo tirare un po' il fiato. Però le ragazze, ripeto, sono state veramente straordinarie, abbiamo giocato i nostri vantaggi, si sono passate benissimo la palla, c'è stato un discreto spettacolo direi, penso che anche le ragazze in campo si sono divertite molto. Sì, esordio in casa, era una partita difficilissima, però ci tenevamo tanto. I nostri tifosi sono stati splendidi davvero, ci hanno dato tanta carica, noi eravamo tanto cariche e anche se la partita era difficile volevamo portarla a casa a tutti i costi, ce l'abbiamo fatta di squadra, con tanto cuore, davvero lupe, siamo tanto contente. La sconfitta contro Napoli è stata durissima, ci ha bruciato tantissimo per tutta la settimana e abbiamo lavorato tutta la settimana ogni allenamento per vincere questa partita perché ci tenevamo veramente tanto e volevamo portare a casa i 2 punti anche della settimana scorsa, però non si guarda al passato, lo guardiamo al futuro e è stata una bellissima vittoria stasera e dobbiamo continuare così e adesso guardiamo avanti. Yeah, it was our first official game at home. I mean, it felt good to finally be able to play in front of our fans. They're amazing. The energy they gave us all night was something that really helped us, even when we're having tough times on the court. Knowing our fans are behind our back, they're our 6th man. They're always going to be there no matter what, and they definitely got us going today. It was a tough battle. I mean, we knew it would be a hard-fought game, but we came out and played our system, played together, and we played to win. So, it was a great game for us. No, infatti ci tenevamo tantissimo a esordire bene in casa perché alla fine la sentiamo tantissimo casa nostra e questo è anche merito dei tifosi che ci fanno veramente sentire un calore assurdo e quindi ci tenevamo veramente tanto a far bene ed è quello che abbiamo fatto e siamo contentissime. Siamo state brave a giocare di squadra, l'obiettivo nostro è sempre cercare quella libera e per noi deve tirare quella. Quindi il nostro gioco è proprio basato sul gioco di squadra, sia in attacco che in difesa, l'obiettivo è aiutarci l'un l'altra e per ora ci sta riuscendo molto bene.